Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora stasera vorrei addentrarmi con voi nei meandri di una malattia, di quello che ormai ha assunto a tutti gli effetti i contorni di un disagio psichico. Sto parlando dell'eurofondamentalismo, che è sempre più una sindrome mono-ossessiva che si caratterizza per la rimozione della realtà, per la riproposizione, addirittura l'aggravamento di vecchi schemi di fronte a un mondo che si rinnova di secondo in secondo. Di pochi minuti fa la dichiarazione di Trump secondo cui l'Iran sarebbe al collasso economico, avrebbe chiesto di riaprire Hormuz. Vera, falsa, vedremo, ma l'accelerazione della storia è sempre più convulsa e loro sono fermi ai dogmi di un paio di ere geoeconomiche fa. Per spiegarcelo è sceso in campo niente poco di meno che il commissario all'economia dell'Unione Europea, il mitologico Valdis Dombrovskis, già pronunciare il nome, scusate, ho avuto una fitta nel costato. A parte che già il fatto che si chiami commissario all'economia la dice lunga sull'ottica dirigista, costruttivista, di fondo parasovietica, con cui a Bruxelles affrontano la vita economica. Infatti sia un commissario, no? Cioè, negli Stati Uniti si chiama segretario al tesoro e comunque il lessico, le parole sono importanti, diceva Nanni Moretti. Ma al di là di questo torniamo a Dombrovskis, che è stato, diciamo, stimolato sulla possibilità ventilata dall'Italia, o meglio ventilata dalla Lega, quest'orda di barbari che chiede addirittura di mettere in discussione il patto di stabilità siglato nel 1997. Nel 97, con tutt'altro campo di gioco e tutt'altre regole del gioco, ma ormai equivale al dogma della Trinità per quelli come Dombrovskis, che ha detto: al momento questo tipo di richiesta non è stata presentata, quindi è difficile commentare scenari ipotetici. La nostra raccomandazione è generalmente quella di mantenere una risposta contenuta e di restare all'interno dei parametri dei piani strutturali di bilancio nazionali. I parametri dei piani strutturali di bilancio nazionali. Diciamo che mancava solo piani quinquennali e poi l'analogia con l'Unione Sovietica era completa. Poi andando sul generale, diciamo, quindi Dombrovskis ha chiarito: non c'è la richiesta, ma noi comunque, per noi dobbiamo rimanere nel solco tracciato dai nostri teoremi nei nostri uffici. Poi è andato oltre. Quello che vogliamo è avere procedure di infrazione più rapide, più automaticità e anche sanzioni potenzialmente più elevate. C'è il problema, mentre il mondo sta andando a fuoco e l'economia del vecchio continente doppiamente, anche per la miopia di loro signori, Green Deal e tutto quello che ne consegue, ecco, la loro priorità è trovare regole ancora più efficaci e sanzioni ancora più elevate. Sembra una caricatura, cioè neanche noi a Radio Libertà li avremmo dipinti così pervicaci, e invece sono così pervicaci. Semplificare, accelerare le procedure di infrazione, ha detto che l'anno scorso la durata media di una procedura di infrazione, insomma, era troppo lunga. Vogliamo davvero accelerare queste procedure, cioè loro vogliono accelerare quando si tratta di regolamentare e sanzionare. Sul resto bisogna stare fermi, immobili al 1997. Quest'ottica è stata ulteriormente confermata da un portavoce della commissione che ha parlato con l'ANSA, che è stato ancora più chiaro di Dombrovskis. Non esiste alcuna possibilità per uno Stato membro di uscire unilateralmente dal patto di stabilità e crescita. Ci mancherebbe, come dire, chiediamo scusa perché ormai è una religione, quindi non vorremmo essere blasfemi. Secondo gli Stati membri sottoposti a procedura per disavanzo eccessivo devono rispettare il percorso correttivo e via dicendo. La cosa però più saliente
è la seguente: il patto di stabilità e crescita sostiene finanze pubbliche, incoraggia riforme e investimenti, contribuendo a rafforzare la stabilità economica, e qui siamo oltre la soglia del comico involontario, ad aumentare la competitività. Serve ad aumentare la competitività il patto di stabilità e a creare un contesto prevedibile per gli investimenti e la crescita. Gli investimenti e la crescita. Io vorrei chiedere a questi eurofondamentalisti: ma allora perché diavolo l'Eurozona è condannata a una crescita al lumicino, mentre altri modelli, il capitalismo nordamericano incarnato dall'orco Trump, il capitalismo di Stato dittatoriale cinese, che non vorrei mai alle mie latitudini, ma comunque sono modelli che economicamente funzionano. Io preferisco quello a ovest, ovviamente, ma in ogni caso ci sono modelli liberal-democratici o tirannici che hanno delle performance economiche. L'Eurozona è inchiodata allo 0, e loro dicono che le regole che ci inchiodano allo 0, sono pensate per la crescita, per la competitività. Capite che tutto questo si può spiegare solo in un orizzonte clinico, se no non ha un senso. L'unico senso che ha è appunto quello di una sindrome da cui non riescono proprio a uscire. Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto